ma io ho paura, Dio mio, non è che ci porta via. 8 luglio, 8 settembre. La ricostruzione avanza lungo la riviera del Brenta, anche se di risarcimenti non si parla, non per il momento, si fa da soli e con l'aiuto dei vicini, di casa o d'azienda. Ecco com'era ridotta 2 mesi fa un'azienda di Arino di Dolo, 300.000 euro di danni. L'unico gesto concreto è arrivato da un'altra azienda veneziana, il colorificio San Marco. La sua donazione ha permesso alla Stefanello di tornare a produrre. Sono gesti che veramente ti danno carica per ripartire. Il senso è per tutti quello dell'abbandono. I giorni dopo l'accaduto avevamo politici, dal Presidente della Regione, la promessa del Presidente Renzi che non si è poi mai avverata, comunque ci hanno un pochettino dimenticati. Quel che continua è la solidarietà, attraverso iniziative, vendite e spettacoli. Il mondo artistico si è messo in moto. Ultimo, ma non ultimo appuntamento, sarà quello di Castelfranco in Piazza Giorgione, domenica 13 settembre. L'importante è prendere il biglietto che si trova in tutti i bar e i centri commerciali di Castelfranco Veneto per questo concerto. Avremo ospiti importanti, avremo Robby Facchinetti, avremo il Sonora, il tenore Francesco Grollo, il compositore Francesco Sartori, avremo Marco Falagiani, premio Oscar di Mediterraneo. Fino a 1500 i posti. E qua si vede l'amicizia, la fraternità e la musica che unisce tutti, deve unire veramente, deve dare la sua parte, deve fare la sua parte per arrivare all'obiettivo.